figli italiani. È stato un momento incredibile e possiamo dire siamo campioni d'Italia per la terza volta. Quando eravamo nell'87 cantavamo, vi ricordate? Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazón, ho visto Maradona, ho visto Maradona, mamma, innamorato sono. Oggi invece cantiamo Sarò con te. E tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, abbiamo un donna canzone. Allora è questa l'immagine straordinaria. In 33 anni è successo tutto, è cambiato il mondo. Pensate, prima le partite non si vedevano, si sentiva il radio la partita, non si vedeva. Oggi invece c'è DAZN, quindi non si sente e non si vede. E allora è tutto cambiato. Prima i calciatori indossavano una maglia, un modello di maglia, il tifoso l'acquistava e quella era. Oggi invece esce una maglia ogni 2 secondi, stanno 10 modelli maglia, la maglia di Natale, la maglia di Halloween, la maglia di San Valentino. E di meno uno che teneva la bancarella fuori allo stadio ha detto niente di meno, non sono capace di vendere una maglia falsa. Appena ci pensa esce l'originale. Ma come sa da fare? È cambiato completamente tutto. Però la nostra città ha creato una cosa incredibile, l'immortalità. Perché nelle nostre strade ci sono ancora oggi le immagini dei grandi artisti, da Pino Daniele a Massimo Troisi, Edoardo, Totò, che sono nei vicoli, ci sono le loro frasi, i loro pensieri, e questa è la cosa incredibile. Ho chiamato pochi giorni fa il presidente De Laurentiis e gli ho detto una cosa, ho detto guardate presidente, voi avete fatto degli incassi straordinari con i film Natale a Miami, a New York, avete incassato dappertutto, sul Nilo, dappertutto, a Rio de Janeiro, siete entrato nella geografia, ma solamente con scudetto a Napoli siete entrato nella storia. E se vinciamo la Champions in una botta sola, trasiamo in da storia e pure a geografia, che onestamente non è vero. Però quello che vi volevo dire, spero che questo scudetto sia importante e che resti. No, è brutto se oggi già si parla di qualcuno che si deve vendere, deve partire un ciclo. Ho sentito magari che si vende un calciatore come Kim, come Lozano, addirittura Osimhen. Mio nonno ha detto vendete tutti tranne Kvaratskhelia, perché come un uomo c'è Jimmy Sananda. E allora lasciamo la squadra per quella che è. Signori, sono passati 33 anni ma non è mai passato l'amore per questa città. Io vi dico una cosa, le frasi più belle le ho sentite proprio dai tifosi, da noi. Pensate, c'era uno striscione che è la più bella dichiarazione d'amore che ci sia mai stata verso una persona che uno ama. Sullo striscione stava scritto: non mi importa con chi si stato, ma l'importante è che si è tornato.